Denuncia in procura del comune di Castelfranco Veneto. Buoni pasto per circa 6.000 euro destinati ai dipendenti comunali letteralmente spariti. Da qui l'esposto dell'ente pubblico per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. L'accusa è stata ipotizzata in base alle circostanze in cui i buoni si sono volatilizzati, dopo cioè che il pacco che li conteneva era stato consegnato all'ufficio postale. Teoricamente il pacco in questione conteneva 2.665 buoni da 5,29 euro ciascuno, scaduti nel dicembre 2017, non più spendibili ma lo stesso incassabili. Buoni che ormai il personale del municipio non usava neppure più, essendo passato a quelli elettronici. Buoni cartacei dunque che andavano restituiti all'azienda che li ha emessi, che tuttavia ha ben presto comunicato di averne ricevuti solamente 1.578, spariti più di 1.000 per un valore di 5.750 euro. E manca anche la copia della bolla di accompagnamento. Che siano andati persi o siano stati volontariamente rubati, il comune si è tutelato presentando denuncia, così da non pagare ciò che i dipendenti non hanno consumato e andare a fondo dell'accaduto.